Era partito per l'Inghilterra in cerca di migliore fortuna, esperienza da carpentiere, forse poco lavoro ormai nella sua città, Venezia, dove abitava nel sestriere di Cannereggio. Sebastiano Magnanini, 46 anni, è stato ritrovato morto, legato ad un carrello della spesa vicino all'Islington Tunnel a Londra. Il suo corpo gettato nelle acque del Regent's Canal della capitale britannica. La segnalazione è arrivata da un passante e subito le autorità di Scotland Yard si sono messe al lavoro per scoprire perché quest'uomo, arrivato in città da qualche mese, sia stato ucciso e si sia trovato al centro di qualche trama criminale o forse lui stesso implicato in qualche losco affare. Nel passato di Magnanini solo una segnalazione per assunzione di sostanze stupefacenti. Per questo ora le indagini si sono allargate anche al suo paese di origine, l'Italia, e all'area di Venezia in particolare. Ovviamente la polizia inglese ha lanciato anche un appello a chiunque possa aver visto qualcosa, presumibilmente nella serata o nella notte di domenica intorno al Regent's Canal. I familiari di Sebastiano Magnanini sarebbero stati informati solo lunedì di quanto era avvenuto. Magnanini è stato identificato tramite le impronte digitali solo grazie a quel piccolo precedente penale. Nelle zone risiedono molte famiglie che vivono in houseboat e gli inquirenti ora innanzitutto sperano nella loro collaborazione per iniziare a dipanare la nebbia che finora avvolge le indagini.